Signori, buongiorno e benvenuti a questa, inusuale appuntamento, nel senso che è un'iniziativa che è stata presa dall'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti in conseguenza di un documento che ha avuto poco riscontro, nella stampa e nella comunicazione a Venezia, ma che viceversa è un documento estremamente importante e anche allarmante sotto certi aspetti. Si tratta del documento prodotto dall'UNESCO che riguarda lo stato attuale della Laguna di Venezia, quali sono i rischi, quali sono i problemi che sono all'ordine del giorno, e quindi questo richiamo molto forte. Questo documento è disponibile lì fuori, ci sono 100 copie, quindi ognuno può prendersela e avere direttamente lettura di questo rapporto e di questo forte richiamo che fa l'UNESCO a Venezia e al governo italiano riguardo gli interventi sulla laguna. Allora, l'Istituto Veneto credo che sia autorizzato a parlare di laguna perché l'Istituto Veneto si è sempre interessato di Venezia, dei suoi problemi e quelli della laguna in particolare, a partire dal 1966, quando è stato costituito un comitato ad hoc, e sia perché molti dei soci che si sono occupati di laguna sono nomi prestigiosi, basta pensare ad Atei, per esempio, no? A Ghetti, Augusto Ghetti, di cui oggi pomeriggio ci sarà un ricordo perché si attribuisce il premio Ghetti e poi dicevo da Atei, Rinaldo, Dal Paus, tutti nomi che sono stimati e come esperti dal contesto internazionale, non sono soltanto delle autorità a livello locale nel settore. Allora l'idea era quella di esaminare insieme, da una parte chiamando delle persone che hanno dei ruoli importanti in città perché appartengono al mondo UNESCO e sono l'architetto Katia Basile e il dottor Peipert, a seconda di come si voglia leggerlo, se in modo corretto Peipert, se in modo invece italiano Peipert. Poi doveva venire, oltre al professor Dal Paus, che è qui vicino a me, l'ingegnere Roberto Daniele, che è il provveditore interregionale per le opere pubbliche. Io ho avuto da lui una telefonata l'altro giorno e lui non può venire, ma per una cosa veramente molto importante. Lui è stato chiamato per un appuntamento importante da un'autorità che non voglio definire, ma insomma non può rifiutare di esserci questa mattina. E mi ha chiesto di giustificarlo e di dire che era molto interessato a poter parlare del ruolo attuale che quello che era una volta il magistrato di acqua e che adesso è sotto traccia all'interno di questa direzione interregionale opere pubbliche, è una cosa importante perché sovrintende a tutte le opere pubbliche che si fanno, comprese quelle che si potrebbero fare o che si fanno in laguna. Mi ha promesso di essere presente se ci fosse un'altra occasione, sarei molto lieto di poter venire a parlare, quindi lo giustifico. E poi nel pomeriggio abbiamo scelto il dottor Andrea Costantini per presentare la Carta della Laguna, l'Atlante della Laguna, scusate, l'Atlante della Laguna, che è una raccolta di dati molto importante, sentirete. E poi per ultimo il senatore Casson parlerà della nuova legge speciale su Venezia. Quindi, come vedete, è una cosa che cerca di dare un'idea di qual è la situazione generale e in particolare dei problemi inerenti alla laguna, che sono quelli che ci interessano di più. Io non dico altro se non fare una breve, come si può dire, pubblicità, nel senso che
l'Istituto Veneto ha pubblicato molte cose sulla laguna. Una che poi ha dato il nome a questo mini convegno è Il governo delle acque, questo libro qui, e poi un altro che era nel primo centenario del magistrato alle acque, anche questo è un libro abbastanza importante. Noi abbiamo pensato potremmo donarli, però i libri donati finiscono poi nel cestino fuori di qua. Allora li abbiamo messi a 5 euro l'uno lì, chi vuole se li prende, e se li prende 2 si porta via il futuro per Venezia. No, va bene, a parte gli scherzi, questo qui si può prendere anche gratuitamente, ma questi 2 sono 2 libri anche importanti e credo che stiano bene a casa di chi si occupa di Venezia. Detto questo, io mi auguro che il convegno sia fruttuoso, nel senso che i relatori sono qui, sono ovviamente disponibili anche a ricevere domande dell'uditorio, di spiegazione, di commento, e quindi auguro a tutti buon lavoro. Il mio collega Rinaldo farà da chairman della sessione della mattina e il collega del Paus farà invece da chairman della sessione del pomeriggio. Io non ho altro da dire se non augurare a tutti una buona giornata. Il mio compito è quello di introdurre i lavori della giornata con un po' un inquadramento del ruolo dell'Istituto su questi temi, quali sono i temi in generale, che sono le politiche di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, naturalmente, e che è un tema che ha impegnato l'Istituto, che è da più di 200 anni che è attivo e che opera, e da più di 150 anche editorialmente impegnato sulla divulgazione il più tempestiva possibile dei risultati della ricerca scientifica sui problemi della salvaguardia. È una politica che per tutto il corso dell'età moderna ha condotto la Serenissima, che ha condotto l'imperiale Regio Governo austriaco, poi le diverse Italie che si sono succedute e che certamente non può dirsi conclusa oggi. E questa è la ragione per cui riteniamo che i convegni di questo tipo, sollecitati, come diceva il Presidente, da questo intervento dell'UNESCO, che ci incuriosisce e che meritano appunto questo tipo di approfondimento, ci sembrano particolarmente opportuni. Ci sono appunto diverse ragioni su cui vorrei elaborare ancora un po'. Una prima ragione ovvia è che oggi è il centenario della nascita di Augusto Ghetti, che di questo istituto fu presidente dall'85 al 91 e che è stato uno dei più grandi studiosi della laguna di Venezia, fu il personaggio, la cerniera culturale di un cambio copernicano nel modo di approcciare gli studi di idrodinamica e morfodinamica lagunare. Oggi lo onoriamo, questo pomeriggio è un evento separato, ma insomma certamente siete tutti invitati a partecipare. C'è il premio attribuito al professor Sergio Fagarazzi, veneziano d'origine, professore alla Boston University, che ha scelto un bellissimo tema, a mio giudizio, un bellissimo titolo per la sua conferenza, e si chiama Una 10-100 lagune, ed è di un morfologo, di un geomorfologo, di un idrodinamico di grande valore. Insomma, io credo che questo vi possa essere veramente un bel viatico, un bel modo di celebrare le vicende di questo premio, che fra l'altro segue una lista particolarmente importante di vincitori. Vladimiro Dorigo fu il primo, Enrico Marchi fu il secondo, Francesco Vallarani il terzo e Luigi Del Paus il quarto. In alcune occasioni la commissione, di cui fra l'altro io ho continuamente fatto parte, ritenne di non attribuire il premio, perché si vuole riconoscere in questo appunto quelli che erano quei i caratteri del bando, quelle opere, il corpo di opere premiate che riconoscono i problemi della città e del suo ambiente, soprattutto nella prospettiva della conservazione del patrimonio artistico e urbanistico che la caratterizza, senza ignorare le esigenze derivanti dalla necessità di conservare quel tessuto di relazioni umane, di attività sociali e produttive e di servizi che costituiscono una città. L'idea di questo tentativo di coniugare appunto scienza, politica, partecipazione al modello di sviluppo economico e sociale è alla base del premio che la famiglia ha voluto e che l'Istituto riconosce e che oggi attribuiamo. Questa era una prima ragione. Una seconda ragione è la rinata commissione di studio dell'Istituto Veneto sui problemi di Venezia, che l'Istituto ha ritenuto di mettere in piedi l'anno scorso sostanzialmente, che troverà rapidamente pubblicazione di un primo volume di atti, quello del convegno che facemmo all'incirca un anno fa, mi sembra, sul porto di Venezia, argomento sulla cui attualità non è necessario certamente rendere edotti voi. Però c'è una cosa che interessa e che secondo me è rilevante anche il convegno di oggi. Per quale ragione l'Istituto nel 1995 ritenne di chiudere
quella commissione e di chiudere la collana degli atti della commissione che per oltre 30 anni, dagli anni 60, aveva prodotto molti contributi di grande importanza, di grande rilevanza, creando quell'onda lunga, diciamo, di attenzione agli studi idrodinamici e morfodinamici che produce il fatto che evidentemente il quadro di riferimento culturale oggi rispetto a quello degli anni 60 è cambiato completamente. Scriveva nell'agosto del 1995 Feliciano Benvenuti, allora presidente dell'istituto, nel licenziare la presentazione del volume di chiusura della collana, il 22esimo volume di quella collana, diceva che era nata quella collana 35 anni prima per offrire un'occasione di confronto per gli studiosi che si occupavano di conservazione fisica di Venezia e del suo ambiente lagunare, sia una sede per raccogliere e diffondere i risultati dei loro studi. Allora, questo era certamente, parve allora che il momento fosse il momento di chiudere, e sostanzialmente Benvenuti diceva che gli obiettivi della commissione erano raggiunti. Ecco perché, guardando con occhi di oggi alla situazione della salvaguardia, alla luce di tutto quello che abbiamo imparato scientificamente e non solo scientificamente, è particolarmente rivelatore. Scriveva ancora Benvenuti: ora ci sembra di poter affermare che dopo tutti questi anni non solo tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, ma che la situazione della ricerca scientifica su Venezia e a Venezia sia in questo tempo arricchita di attori e di risultati, in modo che sarebbe stato certamente impensabile prevedere agli inizi degli anni 60. Allora, parve che questo fosse concluso e che non ci fosse più bisogno di questa. Ci pareva che allora il mandato ideale dell'istituto nel promuovere studi che rendessero decisioni politiche sopra la salvaguardia di Venezia fattibili, ci sembrava che la scienza fosse adeguata per i tempi. E questo, allora ci si chiede adesso per quale ragione far ripartire questa commissione. Si ritiene che queste ragioni non siano più valide? Pensiamo di sì. E che questo è anche, diciamo, un indirizzo in qualche maniera culturale, politico dell'istituto su questo tema. E la prima ragione è che per troppo tempo, all'incirca proprio coincidente con la concessione dello Stato per studi e progetti di salvaguardia, non è esistita a Venezia una vera sede di confronto accademico, laico, aperto a tutte le componenti, quello che è nella vocazione di un'istituzione di cultura, di un istituto di cultura come l'Istituto Veneto. E non a caso, l'errore cruciale di affidare le opere di salvaguardia a un unico concessionario privato, che è sotto gli occhi di tutti adesso, le imbarazzanti debolezze del sistema politico, naturalmente, e la sistematica demolizione dell'apparato tecnico dello Stato, che è stata operata negli anni, a mio giudizio non a caso, ma non sta a me a dirlo naturalmente, pesarono ai tempi e pesano oggi sull'involuzione di un dibattito che si sarebbe in realtà voluto aperto a tutte le voci, laico e avvertito intorno a questi temi. La cosa curiosa e la ragione per cui ancora si ritiene che questa nuova istituzione della commissione di studi sia quanto mai opportuna è che, ancora cito Feliciano Benvenuti, naturalmente non solo per il ruolo che ha avuto in questo istituto, ma per il ruolo che ha avuto in città, uno degli ultimi grandi, importanti opinion makers che ci sono realmente stati, e che fu, fra l'altro, all'origine dell'idea della concessione unica, anche dal punto di vista delle tecniche legislative. Scriveva nel 95 che il frutto più cospicuo, parlava degli atti di allora, del congiungimento della collaborazione fra Istituto Veneto, Magistrato alle Acque di Venezia, Ufficio idrografico e mariografico, Istituto Idraulica dell'Università di Padova e gli istituti di ricerca nati in questi ultimi decenni. Allora, è evidente che c'è bisogno di questo, perché intanto un po' di queste istituzioni non esistono più. Non esiste più il Magistrato alle Acque, cambiato pelle, ma insomma sostanzialmente non esiste più. Un magistero ha durato 500 anni con fasi alterne, aperture e chiusure, e su questo torneremo. Una delle ragioni per cui si sperava di avere l'ultimo magistrato alle acque del nuovo corso, che era l'ingegner Danieri, era proprio portare l'idea se sia una buona idea buttare il bambino con l'acqua sporca, insomma. Molti di noi ritengono che non sia così e si spera di poter ancora avere un ruolo in queste decisioni. Non esiste più l'idrografico e il mariografico, incorporato alla regione, con scelta che ex post possiamo, esiste, vedo Ferla che mi dice che non esiste più, insomma, o esiste, ma esiste in altra forma, certamente non esiste associato al magistrato alle acque, come era una volta, e tu lo sai bene perché ne eri il direttore, e non esiste più l'Istituto Idraulico all'Università di Padova, non esistono più le facoltà, quindi noi stessi abbiamo vissuto, noi, parlo per Luigi Del Paus e per me, abbiamo vissuto una trasformazione epocale anche dell'università, e le altre istituzioni, parlo di istituzioni di ricerca che nacquero allora, che sono nate anche dopo, e hanno certamente cambiato pelle. Non ha cambiato pelle però l'Istituto Veneto, che, ripeto, deve essere la voce che deve essere il luogo che dà voce a tutti in questa fortuna. E certamente, quindi
il momento appare opportuno perché il monopolio che è stato indotto dalla concessione che ha tolto ogni rilevanza al dibattito accademico in questi anni, questo è evidente. E in un contesto in cui invece gli studi sul complesso sistema lagunare veneziano sono evoluti in maniera realmente importante e completamente autonoma, vogliamo pensare anche per l'onda lunga, come dicevo prima, del ruolo che ebbe la commissione di studio sui problemi di Venezia, che sollecitò gli ambienti accademici e l'ambiente di ricerca a investigare degli argomenti in cui ancora oggi noi riteniamo, penso all'eccellenza dell'ex Grandi Masse, penso all'eccellenza dei lavori che fa l'ISMAR oggi in particolare, sono il prodotto di quel clima culturale. Una nuova prospettiva, una nuova ragione importante sono le nuove prospettive negli studi e nelle ricerche interdisciplinari, cioè è cambiata proprio in radice la disciplina. Se negli anni 60 il punto nodale era capire alcuni aspetti fondamentali, ne parlavamo con Luigi Del Paolo venendo giù stamattina, era cercare di capire i problemi fondamentali della propagazione di maree eccezionali, oggi certamente questo è un problema completamente capito, non è più la frontiera dei problemi, altri ne stanno emergendo particolarmente importanti, quindi l'idea della rinata commissione è quella di dire ma esistono degli argomenti di frontiera, in particolare fra evoluzione morfologica dell'ambiente costruito che è Venezia e la sua laguna, e insisto sull'ambiente costruito, perché ancora tacciare, come si fa, e ne parleremo se possibile con il senatore Casson questo pomeriggio, di naturalità dell'ambiente che ci circonda qui intorno, è ossimorico parlando dell'evoluzione della laguna di Venezia, che è completamente dominata antropocenicamente dall'opera dell'uomo. Comunque, tra tutti, il problema è la relazione fra morfologia e morfodinamica spontanea, che è un termine più appropriato, della laguna di Venezia e uso anche economico della laguna, che è il tema che si dibatte così accesamente in questi giorni. Il problema è se le due grandi opinioni sopra il tema, parliamo del canale della Contorta, che in qualche maniera quello che a noi interessa non è una soluzione al problema, quello che noi interessa è che il dibattito su questo sia aperto, sia partecipato, sia un dibattito trasparente, in cui tutto quello che si è imparato in questi anni sia messo a disposizione del decisore politico e tempestivamente, perché gli strumenti certamente ci sono. Quindi, in particolare, questo anche se questa nuova legge speciale di Venezia, su Venezia, per Venezia, come volete prendere a piede, ma certamente obiettivi di qualità dell'ambiente sono certamente legittimi, il mantenimento della biodiversità, ma non certamente deve essere insufficiente rispetto all'analisi economica o un'analisi di questo genere. Perché da sempre, ripeto, gli aspetti economici delle discipline ambientali che involgono un serio assessment dell'impegno delle risorse necessarie, un'altra è la domanda indotta di prevenzione e di modifica dei processi produttivi e di consumo, come dicono i testi di economia ambientale. Cioè, è inutile far finta di pensare che il mercato non esiste, perché il mercato ha un modo di bypassare le opinioni, certamente quelle accademiche, che è suo particolare. Quindi in questo contesto è anche interessante, diciamo, un dibattito semanticamente ben impostato e certamente scientificamente fondato sulla temi generali di morfologia, per esempio nel ripristino di forme a marea che siano sparite fra trasgressioni e regressioni marine, se sia sensato o meno rifarla, per esempio, la ricostruzione ex novo, in siti in cui ci sono state o in siti in cui non ci sono state. Su questo, diciamo, è possibile oggi dire, e naturalmente limiti e validità delle conoscenze e della conoscenza in questa direzione, che non sono certamente facilmente affrontabili. Quindi deve generarsi, a nostro giudizio, questo è il compito della commissione di studio dell'istituto, e quindi questo convegno ne è parte integrante, una riflessione che sia aperta a tutte le voci di questo dibattito e avvertita, cioè fondata con il metodo scientifico, su un vero piano di ripristino, conservazione e uso, e con questo lo dico per far piacere ad Andrina Zitelli, perché era titolo di un importante studio che venne fatto, in cui era coinvolto anche, Andrina era prominente rispetto a questo, ma era coinvolto anche Augusto Ghetti, ed era un bellissimo titolo, Conservazione e uso, dicevo, dell'ecosistema lagunare nel suo insieme, che guardi anche al modello di sviluppo economico e sociale della città, che è un tema su cui sostanzialmente quando si parla di salvaguardia è imprescindibile il tema del modello di sviluppo economico e sociale della città. Perché? Perché la ragione per cui non si è d'accordo sulla salvaguardia è perché non si è d'accordo sul modello di sviluppo sostanzialmente, perché le direttive... Quindi a questa riflessione questa giornata di studio intende riferirsi. E quando parlavo di cultura e di altro genere, insomma, c'è un tema su cui l'Istituto è particolarmente attento, questa nuova visione della sostenibilità. Una sostenibilità che si accorge che i modelli di pensiero basati sullo sviluppo, quella che gli economisti ambientali chiamano proprio development thinking, cioè che guarda allo sviluppo come salutare sistemazione di tutto, siano sostanzialmente, e questo era il tema di quest'arma, siano completamente diametralmente opposti rispetto al cosiddetto environmental thinking. Cioè rispetto all'idea di conservazione è l'idea che motiva gli ambientalisti. E questo è un motivo che
porge in radice la contestazione del fatto che semplici indicatori economici possono essere veri indicatori di sostenibilità. La sostenibilità non viene data dal prodotto interno lordo. Perché? Perché sostanzialmente non siamo capaci di valutare in maniera cogente, in maniera avvertita, i costi ambientali che sono connessi con una cosa. Il canale della contorta è un esempio evidente, tutti potranno fare un conto e far apparire in un bilancio i benefici economici, su cui peraltro gli economisti non è che poi siano poi tutti d'accordo, dell'opera delle grandi navi, ma nessuno è in grado di mettere in conto i costi invece collettivi, che sono dei servizi che gli ecosistemi perderebbero o potrebbero avere in ipotesi di riforma. E questo discounting from environment, ne ha parlato così autorevolmente in giugno qui Partha Dasgupta, che è l'economista di Cambridge, che è il padre di questa teoria, l'idea appunto che semplici indicatori di sviluppo economico non possono essere veri indicatori di sostenibilità, che è il beneficio pro capite medio che debba aumentare in un contesto in cui questo debba avvenire, tenendo conto anche dei servizi degli ecosistemi. Quindi chiudo, non è cambiata la ragione di fondo che da 2 secoli anima quindi l'interesse dell'Istituto per questi temi, che oggi appunto ci fa sembrare così lontano quel 1995 in cui Feliciano Benvenuti chiudeva la collana degli atti perché quello che dovevamo fare l'avevamo fatto, forse diciamo più che temporalmente, culturalmente. E con questo, scusate lo sproloquio un po' lungo, ma però crediamo molto appunto ai lavori di questa commissione di studio per i problemi di Venezia, rinata nel 2013 soprattutto per l'interesse di Gian Antonio Danieli e dei colleghi. Quindi con anche qualche anticipo rispetto alla cosa, rispetto al programma, alla tabella di marcia, do la parola a Katia